Siamo con Proserpio Marchetti dopo la sconfitta del Ravenna contro il Genoa. Mister, un'altra buona prova con la sua squadra che è riuscita ad arrivare a conclusione più volte, è mancato però il gol e poi sono state pagate le disattenzioni difensive. Sì, sì, ormai è il leitmotiv della stagione, produciamo qualcosina in più rispetto all'inizio, però non riusciamo a essere concreti in zona gol e veniamo puniti ad ogni minimo errore, e invece non riusciamo mai a sfruttare le incertezze degli avversari. La sua squadra, anche nonostante il passivo, è rimasta in partita, anche penso verso la fine della gara siete riusciti a creare tante occasioni. È da questo carattere che bisogna ripartire. Ogni volta siamo a dire che abbiamo un grandissimo carattere ed è vero, lo confermo, insomma ormai è chiaro, è visibile, bisogna avere la convinzione di buttare questa palla dentro e non smontarsi quando invece la palla è entrata a porta, è tutto lì. Oggi abbiamo visto giocare titolare alcune delle ultime arrivate della Tutte. sessione invernale. E come pensa abbiano giocato e qual è l'approccio che possono portare? Allora, i nuovi arrivati hanno dato un po' più di peso in attacco, nel caso per esempio appunto di Giannina Lattanzio che riesce a duettare con Matilde e De Matteis, insomma, e si è visto anche la prova di De Matteis, si è elevata, ha lottato ancora di più avendo una accanto a sé. Tugnoli, è strano dire, ha dato solidità a una difesa che ha preso 5 gol, ma in realtà è così, sono stati i gol che sono arrivati appunto per disattenzioni, per errori. Pignanoli è stata sfortunata, un debutto sfortunato, ma sappiamo il valore della giocatrice, sono solo episodi. Grazie mister. A voi. Siamo con mister Filippini dopo la vittoria delle sue ragazze sul Ravenna. Mister, dopo 3 sconfitte il Genoa ritrova una vittoria solida, una vittoria mai messa in discussione, una buona prova da parte delle sue ragazze. Sì, venivano da 3 sconfitte con delle squadre in effetti superiori a noi e la classifica lo sta dimostrando. E oggi sì, siamo state brave soprattutto su questo campo che è difficile giocare perché siamo abituati sul campo sintetico, e venire qui a giocare e fare questa prestazione sotto l'aspetto del gioco ma anche del recupero palloni, con contrasti vinti, e c'è stato proprio l'atteggiamento giusto da squadra importante. Oltre alla vittoria la sua squadra ritrova anche il clean sheet, ovvero non subire reti, e addirittura dall'8ª giornata che non accadeva, e comunque è un dato molto importante. Sì, ci tenevamo a tenere la porta inviolata perché è un obiettivo importante per far sì di migliorare costantemente l'aspetto difensivo, che non solo la linea difensiva ma di tutta la squadra, lo dobbiamo sempre migliorare. Nella partita di oggi ha cambiato 2/3 del centrocampo rispetto a quello che vediamo di solito, e volevo chiedere un parere sulla prova sia di Enrico sia di Campora. Ma sono 2 giocatrici per noi importanti, hanno trovato meno spazio rispetto a altre giocatrici, ma secondo me possono giocare veramente tutte titolari dal primo minuto. Peccato per loro che il regolamento non lo permette. Oggi hanno fatto un'ottima gara sia sotto l'aspetto della gestione palla. Alice Campora tra l'altro ha fatto anche il gol, per cui sono molto soddisfatto di loro ma di tutte le ragazze. Grazie mister. Grazie a voi. Siamo con Campora dopo la vittoria del Genoa sul Ravenna. Oggi per te grande occasione, seconda partita da titolare, grande prestazione, e la ciliegina sulla torta è stato il gol. Sì, ma contenta soprattutto per la vittoria, che non era per niente scontata contro una squadra che è abituata a fare battaglia su questo campo, e quindi soprattutto contenta per la vittoria e per i 3 punti. Ecco, la seconda domanda è proprio sulle condizioni del campo. Voi siete abituati a giocare sul sintetico, quest'oggi un campo pesante, e com'è stato l'approccio? È stato difficile adattarsi? Ma in realtà durante la settimana abbiamo in qualche modo preparato questo tipo di partita. Siamo di solito ovviamente abituati a giocare sul sintetico, però ci siamo promessi che non diventasse un alibi, e abbiamo dato il massimo anche su questo campo. E alla fine, di rito, una dedica per questo gol? Alla mia famiglia. Grazie mille. Grazie.